Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. L'ondata di caldo africano continua a portare giornate bollenti con valori di temperatura oltre i 36 gradi in Val Padana, punte di 38-39 gradi che si toccheranno questo weekend tra venerdì e sabato, soprattutto sulla bassa Lombardia e sulla Val Padana centro-occidentale. Valori oltre i 38 gradi, valori molto sopra la media che continueranno fino alla giornata di domenica a insistere. Proprio tra la giornata di sabato e domenica un fronte perturbato da nord-ovest, come notiamo dall'immagine, riuscirà a valicare le Alpi per portare un crollo termico ad inizio settimana prossima, mentre saremo ancora molto sopra la media fino al weekend. L'anticiclone, quindi di origine africana, continuerà protagonista e imperterrita sull'Italia fino almeno al weekend. Notate come già da questo weekend la preparazione dalla Inghilterra di un fronte proprio tra la Francia e la Spagna riuscirà a raggiungere nel corso della giornata di domenica le Alpi e a valicare poi anche le pianure, portando temporali anche forti dapprima a nord-ovest, poi lunedì in estensione già al mattino sul nord-est, sulle regioni adriatiche e il centro-sud Italia. Insomma, forti temporali che dovrebbero agire anche nel corso di inizio della prossima settimana, soprattutto sulle regioni meridionali tra la Sardegna e la Sicilia, tutto in un contesto termico gradevole. Difatti, se andiamo a notare le temperature nel corso dei prossimi giorni, notiamo come saranno ancora molto sopra la media, soprattutto fino alla giornata di sabato al nord-est, mentre dalla giornata di domenica notiamo il calo termico molto più incisivo, soprattutto sulle Alpi, ma soprattutto notiamo tra la Spagna e il Nord Africa. Fino all'inizio prossima settimana insisteranno le temperature più fredde in quelle zone, mentre saremo in media col periodo leggermente sotto in pianura, valori massimi tra i 24-27 gradi in pianura. Dal punto di vista delle precipitazioni non avremo grossi scossoni fino alla giornata di sabato, se non qualche primo rovescio temporale sulle Alpi di confine. Poi domenica invece assistiamo a un peggioramento da prima a nord-ovest, poi lunedì la giornata forse più perturbata, lunedì 28 agosto, soprattutto sulle zone adriatiche, sul Veneto, sulla bassa Lombardia, Emilia Romagna e poi anche su parte del centro, soprattutto sull'Appennino, e entro metà settimana anche sulle regioni meridionali. Insomma, sarebbe una svolta con il ritorno delle piogge, tutto ovviamente da confermare, in quanto in precedenza le emissioni modellistiche davano per scontato la discesa di un profondo ciclone, cosa che non si è per niente avverata, era solamente un'ipotesi. Ora questa sembra essere un'ipotesi più attendibile, in quanto gran parte dei modelli intravedono delle analogie. Le temperature quindi crollerebbero fino a rimanere leggermente sotto la media, ovviamente in un contesto termico più fresco, con caldo azzorriano in seguito a partire dalla metà della prossima settimana. Ovviamente tutto da confermare, intanto godremo un fine mese in compagnia del ritorno delle piogge. Rimanete come sempre aggiornati.